A seguito della diffusione di notizie apparse sulla stampa in cui venivano riportati i nomi delle ditte che avrebbero partecipato per prequalificazione indetta nell'ottica della realizzazione dell'impianto di risalita Apollonius Crepes a Cortina d'Ampezzo, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico, ha deciso di annullare la gara nel rispetto delle norme del codice degli appalti, a garanzia della legalità degli atti e della loro trasparenza. Si ravvisa infatti che a gare in corso, prima ancora della ricezione delle offerte, si trattava in questa fase di una mera qualificazione delle imprese concorrenti, la diffusione dei nomi dei presunti partecipanti è ritenuta grave e inaccettabile, poiché la pubblicizzazione di tali dati è illecita ai sensi del codice appalti. La società si riserva ora di valutare con la massima urgenza, già nelle prossime ore, una nuova procedura che possa rispettare i termini più stringenti per non compromettere la realizzazione dell'opera strategica in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026.